Giuliano Segre della Fondazione Venezia 2000. Il suo titolo è Il giardino necessario, ma parla con Francesco Sbetti, che non so come vi siete, parli tu, parlate insieme, com'è? No, parli tu. Quindi. Ok. È lì in aula, forse vuoi venire? Voglio a questo momento. Perdonate, c'è qualche elemento operativo da fare perché poi il tempo passa, il tempo scorre, i luoghi in cui ci troviamo hanno un fascino dovuto alla loro età e alla loro presenza nel tempo, luoghi di produzione culturale certa, luoghi che giungono a Venezia quando Venezia incomincia a averne bisogno sostanzialmente per capire se stessa e quindi con una, come dire, con una dimestichezza sulle questioni tecnologiche ancora molto elementare da questo punto di vista. Qualche elemento di introduzione su quanto dirò. Noi ci siamo accorti per caso che il 21 di agosto, cioè 6 giorni dopo Ferragosto del 18, c'era questo richiamo a una questione veneziana totalmente fuori da tutto il dibattito che ci accompagna dagli anni 60 in poi sul futuro della città, ma con una precisione di norma, di parole, che nel dibattito sovente poi si perdono, diciamo. Ci siamo accorti il 21, trascurando forse quella occasione, perché poi Ferragosto è Ferragosto per tutti, in realtà ce ne siamo accorti un po' dopo, se non che il 23 l'argomento torna in Gazzetta Ufficiale, perché per un'errata corrige della parte esposta nel 21. Su questo ci si capisce già, cioè gli argomenti che incontrano capacità di rilettura della realtà, quando si trasformano in norme, in pezzi di legge, in lettere di legge, sono difficili da trattare, molto difficili, e si incappa sovente in errori, in errata corrige. Per carità, è un tema semplicemente di lettura sbagliata del soggetto che poi deve occuparsi di queste cose. Ma comunque questo è il tema. Cioè, in realtà, approfondire temi complessivi rispetto alla struttura di questo paese, sotto molti aspetti, che sono quelli sociali, che sono quelli economici, che sono quelli territoriali, è complicato perché il paese è molto complicato. Ecco, questo è il tema. E solo un paese complicato può ricorrere a una legge del 39 per avviare una procedura nel 1995 che si conclude appunto nel 2018 per un quartiere piccolo, semisconosciuto, in una realtà urbana peraltro importante, ma come dire, con tempi dilatati in maniera eccezionale. Questo fa pensare che effettivamente tutta la capacità di leggere il territorio, di organizzare, di pensare, di dare norme, abbiamo un codice dei beni culturali da poco e entra in questa funzione, di dare norme, e trovano difficoltà e hanno bisogno di sostegno. Ecco perché quanto più è possibile affrontare temi anche piccoli, non la grande strategia, la via della seta, io sono molto attento alla via della seta, è molto importante, però come dire investe la metà del nord del globo terrestre, diciamo, ecco, ma vediamo anche gli aspetti invece più singolari. Può darsi che la via della seta sbarchi lì, perché no?
l'idea di Xi Jinping è quella di cogliere tutti i rapporti tra la grande dimensione cinese di oggi e il collegamento con l'Europa, che il collegamento con l'Europa possa passare per la via della seta, diciamo così, anche se in realtà il meccanismo è assai diverso, e che comunque se c'è un punto terminale della storica via della seta è il mare di Venezia. Quindi tutto si tiene, ma per ogni cosa bisogna avere la capacità di intervento specifico su quella e non riempirsi la bocca di percorsi straordinari e come dire, tutti da definire. Anche se qualcosa poi davvero poi succederà, ma questo verso il 2050 penso io. Dunque torniamo a noi. Verificato che esiste l'argomento, questo ha destato in alcuni di noi un'attenzione, e questa attenzione si è specificata in particolare nel lavoro che facciamo, che è un lavoro molto di sintesi, ma si aggiunge a quello degli altri, non è autonomo, è una spiegazione sempre di quanto sta avvenendo all'interno della Fondazione Venezia 2000. Ha un nome quasi da automobile, da Venezia 2000, cosa vuol dire? È molto semplice. Nel 1986 venne configurandosi un'ipotesi di candidatura della città di Venezia come sede dell'Expo mondiale nel 2000. L'ipotesi era costruita per dare vivacità economica alla situazione della città di Venezia. È un'ipotesi che cadde poi e che quindi ha però aperto la strada a due vicende riguardanti l'Expo mondiale. Innanzitutto la presenza di un padiglione specifico di Venezia all'Expo di Shanghai del 2010 e poi l'apertura a Milano per l'Expo del 2015. Quindi qualcosa c'è sempre che si trasporta nella storia, anche recente, e però in quella occasione l'ipotesi venne a cadere, il governo ritirò poi la candidatura di Venezia, ma rimase in piedi un insieme di imprese, di società di imprese, che si era costituito a fianco. Succede sempre così, anche adesso per le Olimpiadi c'è un gruppo che appoggia il meccanismo di effettiva attuazione anche fisica delle necessità per un evento straordinario. Allora si costituì un gruppo fra le imprese, un po' di Porto Marghera, alcune cose della Venezia insulare, la Cassa di Risparmio, la banca Cassa di Risparmio che allora c'era, che costituì un gruppo di appoggio all'ipotesi della candidatura di Venezia nell'Expo del 2000, e questa struttura, poi trasformata in associazione da gruppo informe, costituito inizialmente addirittura in un consorzio, strumento comunque oneroso sul piano fiscale, poi trasformato in associazione, poi trasformato in fondazione. Questo elemento è comunque poi rimasto presente nella realtà locale in una fondazione che accompagna gli studi sulla città, e ha accompagnato per esempio anche esattamente l'espressione della città di Venezia nell'Expo di Shanghai in particolare. In questa fondazione, che tuttora è operativa e che comunque ha avuto sostegno finanziario nella fondazione bancaria, nella fondazione ex Cassa di Risparmio, ora definita Fondazione di Venezia, che ha operato l'intervento su Mestre, di cui abbiamo appena parlato con la professoressa Calabi. Noi oggi nella Fondazione di Venezia continuiamo a seguire attività di tipo industriale, di tipo di attenzione territoriale di quanto ci circonda. In questo senso Francesco Sbetti ed io abbiamo già visto in alcune occasioni elementi importanti sul futuro da questo punto di vista, e a questi elementi importanti tornerò in conclusione di questo intervento, che per forza di cose è un po' largo, parlando della città metropolitana.
argomento su cui Francesco ha particolare attenzione nel suo ruolo all'interno dell'Istituto Nazionale di Urbanistica che ricopre. Insieme abbiamo pensato che questa occasione fosse un'occasione da affrontare, quella di cui stiamo parlando oggi. In verità ognuno col suo specifico disciplinare, e io sono un economista e su questo poi giungerò a dare alcuni apporti sul ragionamento. Ecco spiegato il tema. Non vogliamo però poi introdurre elementi, come dire, di allargamento ancora rispetto a questo discorso, per cui con Francesco abbiamo convenuto che esprimessi io la maggior parte del lavoro fatto e ci presentiamo in realtà non come studiosi ma come amministratori della Fondazione Venezia 2000, che ha sede a Mestre e che lavora. L'altro giorno abbiamo presentato il libro del Cardinale Scola, per intenderci, cioè lavora nell'ambito delle capacità operative in ambito culturale, con molta attenzione però al territorio. E quindi veniamo al territorio e in particolare all'argomento di oggi, individuato allora scavando nelle edizioni ferragostane della Gazzetta Ufficiale. Il tema può essere preso da molti aspetti, però il tema principale, l'introduzione al pensiero che adesso seguirà, è quello di vedere in Venezia nulla che sia eccezionale, nulla che sia fuori dalla normalità nella quale le attività umane si sviluppano. Nulla che dia il senso di un soggetto estraneo totalmente a quanto succede nel mondo, ma come dire, colpito dalle vicende mondiali in maniera irrimediabile. No, è una città normale, ha vissuto normalmente per 1000 anni, naturalmente avendo posizioni di grande rilievo, forse di dominanza in molti secoli centrali del secondo millennio. Ma comunque dobbiamo capirci che ogni volta che si ricorre a qualcosa di eccezionale, in realtà non si ottiene un percorso facile nel mondo, sovente solo eccezioni le guerre, per intenderci, rispetto alle vicende dello sviluppo del globo, ma si va sovente a deragliare in temi particolari che poi finiscono per chiudersi in se stessa. Questo è il discorso, l'impianto, come dire, epistemologico del nostro ragionamento, e come tale adesso lo cerco anche di svilupparlo. Andrei partendo dai tempi più recenti, diciamo. I tempi più recenti sono quelli post governo straniero su Venezia. L'Ottocento è stato connotato da governi stranieri che certamente non hanno aiutato questa città, e questo è normale. Questa città era la capitale di uno stato diverso, sconfitto. E quindi non si può immaginare che immediatamente esistano degli psicologici piani Marshall che aiutano, anzi l'Ottocento non era tanto leggero in queste cose. Il porto sull'Adriatico del mondo austro-ungarico era Trieste. Venezia ha sofferto per certamente 2/3 del secolo Ottocento, e poi solo dopo l'unificazione all'Italia, che ricordate tutti è avvenuta dopo le date che poi sono state celebrate nelle ricorrenze del 1, dopo di questo ha ripreso con forza la sua esistenza e ha incominciato a introdurre elementi di attenzione a se stessa, cosa che precedentemente non si poteva oggettivamente chiedere al mondo invasore, diciamo così, anche se poi la gestione fu anche di tipo prospettico. Il mondo austro-ungarico determinò la nascita della Cassa di risparmio di Venezia nel 1822, per esempio, quindi non è che ci fosse un controllo militare straordinario. Peraltro non si poteva chiedere a quel momento in istanze di sviluppo per la città di Venezia.
Queste compaiono invece a cavallo del secolo, diciamo, quando dopo l'unificazione all'Italia rinizia una politica locale efficiente o comunque di spinta, 1895 la Biennale per esempio, o comunque di spinta sulla realtà locale. Tutta una spinta che si esercita nei primi decenni a mantenere dentro all'isola, dentro la città lagunare, le istanze innovative, tecnologiche soprattutto, o comunque in ambito economico, che si andavano sviluppando nel mondo e che anche Venezia, che rispetto che Venezia anch'essa avrebbe dovuto in qualche maniera coltivare. Questo è il primo ragionamento che ci accompagna. All'inizio del secolo Novecento era totalmente in corso un dibattito forte all'interno della città se le novità dovevano essere fuori di Venezia o dentro di Venezia. E naturalmente ponendosi, come dire, in prosecuzione dopo l'intervallo straniero della realtà e efficienza della città lagunare, molte istanze si muovevano in quel senso, cioè a mantenere tutto dentro l'isola. Ma con una novità importante, che il centro, che è stato per millenni, per centinaia d'anni, nel triangolo Rialto, San Marco, Arsenale, 3 punti forti, quello del commercio, quello della politica e quello della, come dire, tecnologia applicata all'impianto più importante della Repubblica Serenissima, quel triangolo viene superato e si iniziano 2 aperture verso l'esterno, ancora dentro l'isola però, che sono significative, le rivediamo pure adesso. La prima esattamente è la Biennale, che si esercita la sua presenza più all'esterno, ai giardini, e la seconda iniziativa è la spinta su Giudecca, che è grosso modo la prima area industriale della storia della città di Venezia. La Giudecca ha avuto questo, lo vedete tutti, è fisicamente vedibile ogni volta che si passa con il mulino Stucchi, ma nella sostanza venne considerata come il luogo di espansione delle attività industriali più caratterizzate da esigenze meccaniche a cavallo del secolo, sostanzialmente a cavallo del secolo. Non era collegata col sistema viario di terraferma, le ferrovie arrivavano soltanto, dove arrivano tuttora, al lato collegato al sestiere di Dorsoduro del canale della Giudecca. Il canale della Giudecca diventava il porto importante che prima non, come dire, aveva sostanzialmente dimensione all'interno dell'arsenale stesso, diciamo. Diventa il porto più importante, il posto più importante per un porto, il canale della Giudecca alla sua estremità occidentale, confina a destra col sestiere di Dorsoduro dove arriva il treno e confina a sinistra con l'isola della Giudecca dove nascono le prime imprese metalmeccaniche, se volete. La Jungans, il mulino, i cantieri. C'è lì anche una storia che io cito nel testo che poi avete, che comunque è divertente, dell'ipotesi assolutamente ipotetica, fatta ancora nel momento della presenza austriaca, di un treno che, staccandosi dal ponte ferroviario che gli austriaci costruirono, percorresse la zona industriale, percorresse il fondo del canale della Giudecca. Allora non c'era Marghera, quindi poteva chiudersi lì, addirittura con una diga, percorresse poi la strada ferrata, il retro delle abitazioni in Giudecca per giungere alla piazza, allo spazio davanti a San Giorgio, dove poteva benissimo venire la stazione centrale di Venezia. Questo non è successo per fortuna, ma è stata una delle progettazioni. Cioè, l'Ottocento è stato fertile di progettazioni per una città che doveva seguire, torno a ripetere, l'evoluzione normale di una città,
che andava costruendo la sua stazione centrale, che andava costruendo i suoi percorsi interni rispetto alla novità, per esempio, della ferrovia. Questo è quello che è successo a cavallo del secolo. La esportazione dal centro marciano delle attività principali della città e la prima costruzione di una piccola area intorno dedicata alla cultura a Castello e all'industria in Giudecca. Ma questo era un tema, come dire, che costruito in quel momento, ma certamente incapace poi di reggere a uno sviluppo ulteriore. Ormai Venezia era stata, quanto era ancora libero in Venezia, era stato usato. I giardini, la costa sud della Giudecca, tutti elementi che hanno una certa importanza, minima peraltro rispetto alle grandi storie della città. Occupato quest'area, questa non era più sufficiente. Non era più sufficiente all'immagine urbana della città stessa, non perché ci fossero altre attività industriali da apportare sul momento, ma proprio perché la città si stava espandendo e stava a questo punto costruendo una sua periferia. Noi abbiamo sempre pensato, e sempre mi è stato detto, ma Venezia non ha avuto periferia perché poi c'era l'acqua, non riusciva mica a espandersi. E perciò poi l'esito di Porto Marghera è stata la creazione di un bubbone immobiliare nell'area di Mestre. Non è mica solo così, certo quello c'è stato, per carità, il Corso del Popolo è stato costruito credo in pochissimi anni su spazi che erano del tutto deserti a Mestre, però in verità uno svilupparsi circolare della realtà urbana di Venezia si sviluppava, e di questa io ho cercato di dare una illustrazione usando degli strumenti di cui io posso disporre, diciamo, e ricorrendo a questa che è una elaborazione di un geografo della seconda metà della fine dell'Ottocento, di Kristall, che sostiene in quello che vedete che il punto centrale, quello più alto, rappresenta il luogo di produzione e di vendita di un bene, può essere anche un bene immateriale, ma comunque di un bene, che l'area intorno è disposta a pagare a prezzi sempre minori perché deve aggiungere il costo di trasporto per raggiungere quel posto centrale. Quindi la capacità, il cono della domanda, disegnato allora dagli economisti territoriali di allora, più geografi che non economisti, è quello che qui vedete e simula, dà il senso di un cono che si costruisce intorno al punto centrale che è il luogo di produzione e del bene del quale si va analizzando. E può essere anche un bene amministrativo, diciamo, uno come dire, arriva sulla soglia generale, sul cerchio che si chiama soglia nelle scritture dell'epoca, che è il punto dove nessuno è disposto più ad acquistare fuori da quel cerchio quel bene o quell'attività perché gli costa troppo il costo di trasporto per raggiungere il centro. Questo è quello che è il disegno, è il modello che è stato costruito a suo tempo. Abbiamo cercato poi molti, me compreso, di formalizzare meglio questo schema attraverso metodi della matematica applicata o della geometria applicata, ma in realtà nulla spiega meglio che non questa immagine. Noi possiamo passare al ecco, sì. Ecco, va bene. Ecco, e quella stessa applicazione ci spiega oggi alcuni elementi della periferizzazione intorno a Venezia. Come Donatella ha appena spiegato, una parte importante si è sviluppata in un luogo che noi non abbiamo mai considerato periferia, perché è un luogo anche di gradimento, diciamo, al Lido di Venezia comunque. I villini
che sono stati poi tutti censiti, e c'è uno strumento specifico che è citato poi nel testo di lettura all'interno della documentazione che il Comune di Venezia produce, dove sono stati censiti tutti gli edifici di rilevanza di quel periodo. Si apre al Lido la zona dei villini, si apre a fianco di questa l'Hotel Excelsior, si apre a fianco dell'Hotel Excelsior quella che viene chiamata Città Giardino, ma in realtà è ormai il luogo dove sta il Festival del Cinema, diciamo, con poche villette intorno rispetto a quella situazione. E poi il Nicelli, l'aerostazione, un po' dopo, diciamo, ma comunque è un altro elemento di questa costruzione di una periferia meridionale, diciamo così, della città di Venezia, a cui corrisponde una periferia più settentrionale, che è data da quella che poi, in termini semplici, è sempre stata, come la vulgata chiama, la campagna. La campagna, oltre la laguna, si cresce, si sviluppa con criteri anche consueti nell'impianto industriale, nell'impianto immobiliare del mondo contemporaneo. Si crea certamente Mestre, ma anche, non solo, gli altri comuni vicini, unità amministrative specifiche configurate in comune, in amministrazione comunale, a Favaro, Chirignago, Zellarino. Malcontenta era una frazione di Mira, viene letta incorporata in questo spazio, che si estende su tutto l'aspetto, chiamiamolo settentrionale. I cosiddetti villaggi operai, che tanto non erano, diciamo, perché avevano una funzione più sociale che non immediatamente, non è il villaggio dell'Ottocento dei Marzotto, non è quella l'esperienza che si sviluppa a Caimigliani e trova in quella zona a Catene, e poi questo spazio specifico, piccolo, a ovest della stazione ferroviaria, in cui è insediato il tema della città giardino, che oggi è tutelato come frammento di un'attività urbana a cui prestare particolare cura e attenzione. Questo è lo schema che ci porta a occuparci di Città Giardino, non tanto perché sia una perla che anche un po' desueta, ormai anche un po' consumata, diciamo, non perché sia una perla dell'intelletto, dell'intelligenza locale, ma perché semplicemente copre quello che negli anni e vanno intorno agli anni della decisione dei Bottenighi, cioè della costruzione di Porto Marghera, sviluppavano altri tipi di presenza intorno alla città di Venezia, che diventava, pur con tutti i suoi connotati specifici, che non sono però solo suoi, perché anche Hong Kong è così, se per quello, con tutti i suoi connotati specifici della circolazione acquea, delle situazioni che poi ci ritroviamo fuori di qui ogni volta. Adesso i vaporetti ci mettono 12 minuti invece che 10 nella loro circolazione, e questo ha modificato un po' tutti i ritmi veneziani, per esempio. Quindi noi viviamo dentro all'acqua, su questo non c'è dubbio, ma non è l'unica condizione di vita di questa città. Questa città è una parte di un'attività urbana, di un connotato urbano, che si è sviluppato nell'Ottocento nelle regole di quel periodo, nelle regole intellettuali di quel periodo. E oggi noi abbiamo questa periferizzazione allargata ancora. Intanto perché comunque la città di Mestre ha articolato la sua presenza in maniera molto più corposa, diciamo, seppure con una serie di vincoli che sono la stazione in mezzo, che sono una non permeabilità interna tra est e ovest nella circolazione, che è francamente faticosa da vivere, diciamo. Io sono cresciuto a Torino,
dove le strade sono belle, larghe e si incrociano in maniera organica e semplice. Devo dire che a Mestre mi trovo in difficoltà, meno male che ho imparato a guidare quando ero a Torino. Ecco, questa è la conseguenza, che tanto per dire delle cose. Ma a parte questo, a parte questa crescita, che poi si è sviluppata nell'aeroporto, questa è una città che ha l'aeroporto all'interno dei suoi confini comunali. Non è che sia in sé una cosa importante, ma non succede sovente. La capacità di raccogliere lo sviluppo che c'è intorno alla città con impianti di valenza importante, compreso il bruciatore, per esempio. Questa è una città che non ha problemi di smaltimento dei rifiuti urbani, perché per tempo ha costruito un sistema di recupero del medesimo verso un prodotto poi anche vendibile e comunque di una capacità di pulizia che si è complicata poi per la raccolta sia sull'acqua che a terra, ma intanto funziona. Cioè bisogna capire che questo è un nucleo urbano che si è evoluto con capacità gestionali e certo ha alcuni problemi dei quali non si possono dire. È certamente ricaduta la città nell'ambito delle città che vengono visitate dal resto del mondo per due ragioni. Uno, perché la cultura è capace di trasmettere sensazioni che vengono raccolte molto sovente e anche un po' accresciute dalla capacità di comunicazione del secolo Novecento, a cominciare dalla televisione. Se non si vedesse Venezia tanto sovente in televisione forse ci verrebbe meno gente, ma non credo che sia così, ma comunque diciamo che invece è certamente, vedendosi sovente, conferma la volontà di venire a visitare questa città. E un po' perché come dire, non è più di pochi alti fertili intellettuali l'idea di abbeverarsi della cultura passata, e quindi è più diffuso invece la capacità di veduta. Certo che i numeri sono impressionanti e meriterebbero una capacità di controllo verso la quale, diciamoci, non c'è una linea specifica che trionfi da qualche parte nel mondo e che qui non venga applicata. I temi della circolazione del mondo del turismo culturale sono presenti ovunque e presentano difficoltà ovunque. Dopodiché, in ogni realtà, ognuno cerca di aggiustare come può la questione, e qui speriamo che si muova un meccanismo che riesce a trasferire su quella periferia, che ora è città, è anche città dominante, se volete, proprio per numero di abitanti, che riesca a trasferire funzioni che attirano il mondo della cultura veloce. Richiamo tre cose e poi mi avvio alla conclusione. Mentre per i veneziani è stato doloroso vedere molto sovente chiudere iniziative, attività economiche all'interno della parte acquea della città, nella parte storica della città, per poi vederle riaprirsi fuori. Cito le assicurazioni generali, cito il Gazzettino, cito anche altre realtà, anche minori, che non occorre poi fare il censimento di tutte queste questioni, ma chiudevi dentro a Venezia perché non più praticabile e aprivi fuori perché più alla stregua della vita quotidiana fuori dalla città. Oggi siamo in presenza di alcuni segnali di trasformazione di questa iniziativa. Non si chiude più nel centro storico, non si chiude l'università nel centro storico per aprirla a Mestre, a Treviso. Non resta dove sta, con qualche limite di impianto, ma resta. Altrove le università sono andate fuori, sono in una realtà diversa. La LUISS sta in uno spazio urbano esterno, la seconda università di Roma sta lontana in maniera tale che non c'è neanche la metropolitana che la raggiunge, a Tor Vergata, diciamo. Quindi è un'espansione pure quella. Qui l'espansione avviene per gradi nell'area di Via Torino. Nello stesso tempo la Fondazione di Venezia, creando un'iniziativa
che ha certamente molti limiti nella sua organizzazione quotidiana di adesso, ha comunque una iniziativa di natura immobiliare urbanistica all'interno della città di Mestre, e non ha chiuso la sede di Venezia, che è una sede vagante perché deriva dalla storia del rapporto tra fondazione bancaria e banca. La banca è finita, è inserita nel gruppo Intesa, lavora meno qui, ma è rimasta la fondazione che lavora in termini culturali in maniera del tutto distaccata dal mondo bancario, è qui e ha aperto in Piazza Ferretto, in un ettaro vicino a Piazza Ferretto a Mestre. E la Biennale finalmente è in piena attività nei giardini e nelle sedi dell'Arsenale, ma ha aperto quest'anno in maniera formale anche sedi nella città di Mestre. Cioè, effettivamente è semplicemente una città che cresce e che trasborda sue attività fuori, l'importante è che non le chiuda dentro. Questo è qualcosa che per esempio in Francia non succede. Il Marais continua a avere tutte le sue attività all'interno ed è circondato, se volete, però dal Centre al Beaubourg, che è lì attaccato, cosa che noi non possiamo avere così attaccato perché in mezzo c'è un po' d'acqua. Ecco, questo è uno degli elementi proprio di semplicità che io tendo a specificare in quest'ambito. Concludo però con un altro discorso ancora, che nel frattempo il mondo si evolve comunque. E come allora furono al primo livello i sindaci che riuscivano in Venezia a portare nuove attività, oggi noi abbiamo una normativa dello Stato italiano che individua in 10 città la presenza di connotati metropolitani, Venezia è una di queste, e la città metropolitana di Venezia, disegnata dalla Costituzione italiana, non da un'idea venuta così a qualche intellettuale, disegnata dalla Costituzione italiana, ha la dimensione della provincia di Venezia, di quasi 1 milione di abitanti, e parte da Portogruaro e finisce a Chioggia. Ma non è una stranezza questa, perché il fatto che città metropolitane siano l'insieme, un agglomerato di comuni, è specifica, l'Île-de-France in particolare, per esempio. L'agglomération bruxelloise di Bruxelles, sciolta da una decina d'anni, era costituita da 19 comuni, ma noi dicevamo vado a Bruxelles, non dicevamo mai vado a Excel, vado a Bruxelles, diciamo oggi vado a Parigi. Nessuno si ferma a dire vado nella metropolitan area di Londra, dice vado a Londra, ma quelle sono tutte dimensioni metropolitane, quelle che ho descritto. La dimensione metropolitana di Venezia, costituita da 44 comuni, il cui capoluogo è la città di Venezia, e quindi qui non ha proprio senso pensare che questa poi debba dividersi in qualche maniera sulla base del fatto che da una parte c'è l'acqua, dall'altra parte è una delle più solenne stupidaggini che io abbia mai sentito in termini di responsabilità, diciamo, di quello che si dice. La città metropolitana di Venezia si estende su quest'area, 1 milione di abitanti, 40 comuni che la costituiscono, ma per tutto il mondo, per la via della seta, quella è Venezia, non Piazza San Marco. Quando noi andiamo a Shanghai, mi è capitato un giorno vai anche sul Bund a vedere gli insediamenti storici, ma la città è una città di 15 milioni di abitanti, 16, quante ne ha quella? Chongqing ne ha 37, che è milioni di abitanti, e quella è la città. Ora noi dobbiamo pensare che non fosse noi non riusciremo mai noi a metterci in testa questa cosa, ma i nostri nipoti probabilmente sì. Venezia è quella che parte da Portogruaro e finisce a Chioggia. Deve su questo costruire la città nuova, deve su questo impianto avere lo spazio per le automobili elettriche piuttosto che non altre iniziative. È assurdo che continui ad avere 2 o 3 società di trasporto urbano. Anche a Londra sono più di una le società di trasporto urbano, però gli autobus sono tutti quelli rossi
e il cittadino non si accorge neanche se è di una compagnia o di un'altra. Una di queste è arrivata qui e si chiama Arriva, in effetti ha avuto dei problemi ad ambientarsi qui dentro, ma la struttura è quella del trasporto urbano di Londra, con gli autobus rossi, non più con la di scendere e salire da una porta aperta, ma sono quelli. Quindi la dimensione metropolitana, che finisce per riassumere gli elementi di espansione nella campagna, tra virgolette, o verso il mare, perché non dimentichiamo che c'è anche lì c'è un'espansione corretta dall'uscita del comune di del Cavallino, ma comunque anche lì c'è una dimensione che espande la realtà storica dei 1000 anni della Venezia serenissima, sono gli elementi del futuro. E su questo il richiamo del quartiere Giardino ci serve proprio a dire sto a mezzo, qui, in una cosa, poi probabilmente diventerà difficile da rendere, come dire, abitabile, ma sto a mezzo di questo percorso, ci ha richiamato a questo percorso ed è per questo che ci abbiamo dedicato molto tempo a capire che cosa è successo. Vi ringrazio.